Il 10 agosto, tradizionalmente ad Asolo, da oltre 20 anni, è la notte dedicata a Calici di Stelle, alle eccellenze del nostro territorio. Quest'anno, a causa del Covid, non ci è possibile organizzare questa bellissima manifestazione, una delle più belle del territorio. Però, come amministrazione e come Consiglio Comunale, abbiamo deciso di dedicare questa serata alle associazioni e agli enti che nel periodo di lockdown hanno dato una mano incredibile non al Comune, ma ai cittadini e al territorio di Asolo. Dalla Protezione Civile all'Avis, alle Caritas, all'Auser Filo d'Argento, ma anche ai Carabinieri Forestali, ai Vigili del Fuoco, all'ULS, oltre 20 associazioni con enti diversi hanno collaborato in modo stretto per dare risposte ai cittadini senza lasciare abbandonato nessuno. Ed è per questo che abbiamo deciso questa sera di dedicare a loro questo momento, consegnare un attestato a cui seguirà nel mese prossimo anche un aiuto economico per sostenerli in questo periodo difficile, per sostenerli durante la prossima ripartenza. Allora, io non sono riuscito a tenere separata la professione di infermiere con l'incarico di sindaco. Sto tuttora dedicando molto tempo anche ora alla professione infermieristica. L'attività amministrativa mi è stata facilmente portata avanti grazie all'aiuto del vice sindaco e della giunta comunale e degli uffici comunali. Fare il sindaco e fare l'infermiere in questo momento però mi è stato incredibilmente di aiuto, sia per interpretare diverse prescrizioni medico-sanitarie, ma anche per dare delle risposte e anticipare anche i tempi, ad esempio sull'apertura del museo, della Rocca, della Torre Civica, degli uffici comunali. Come in tutti i settori, anche l'agricoltura ha avuto una grossa difficoltà a causa di questo Covid e di questa difficoltà di far muovere la gente. Il fatto che la gente sia rimasta a casa ha contribuito a far chiudere parecchie attività e l'agricoltura in particolare ha avuto, il fatto che la gente non si è più mossa, non è più andata nelle varie aziende, ha avuto anche la nostra agricoltura un periodo di crisi, di difficoltà. A questo un po' si è sopperito cercando di promuovere subito dopo e anche durante il fatto di consumare prodotti locali, e questo sicuramente ha contribuito a sviluppare un po' di più il territorio. Questo, per fortuna, parlo un po' del settore vino e anche dei settori connessi al mondo del vino, ha contribuito se non altro a far conoscere anche il nostro vino a gente del territorio che prima non lo conosceva. La cittadinanza nel periodo del lockdown è stata molto ligia e molto attenta ad osservare le norme. Le do un dato: nel nostro rilevatore di passaggio del semaforo di Casella avevamo circa 25.000 veicoli di transito, qualche giorno dopo il lockdown siamo scesi a 157 veicoli al giorno, per cui la gente è stata molto attenta. La polizia locale, la difficoltà che ha incontrato riguardava soprattutto il fatto di poter incrociare i dati delle persone che venivano fermate per poter conoscere se effettivamente le giustificazioni fossero veritiere piuttosto che no. Noi come amministrazione comunale di Asolo abbiamo già avuto un incontro anche con il dirigente scolastico per valutare le soluzioni possibili per una riapertura in sicurezza e abbiamo analizzato quella che è la situazione delle nostre strutture. Fortunatamente sia il Plex Unico sia l'Istituto Comprensivo hanno la possibilità di utilizzare gli spazi che ci sono mantenendo la sicurezza e quindi nel rispetto delle norme vigenti. Quindi credo che la situazione sarà, come dire, è sotto controllo e quindi cercheremo di lavorare al meglio perché il 14 settembre le scuole riaprino nel migliore dei modi, garantendo sicurezza agli alunni e agli insegnanti. Come Comune abbiamo attivato diverse iniziative proprio qui in questo spazio che vedete alle mie spalle. Ieri sera c'era uno degli spettacoli di 100 Orizzonti Teatro Estate che coinvolge assieme al Comune di Asolo i comuni della Pedemontana del Grappa. Insieme stiamo lavorando per riportare la cultura, per dare lavoro anche a chi fa parte e lavora in questo settore che è fortemente penalizzato in questo momento.
Allora c'è stata una buonissima sinergia tra associazioni e se non ci fosse stata quella da soli avremmo fatto ben poco, quindi un grazie a tutti quanti quelli che ci hanno aiutato. Le più significative sono state all'inizio l'approntamento delle tende al di fuori degli ospedali, fuori dei pronti soccorso, dopodiché la vigilanza alle tende e dare manforte al personale sanitario quando arrivava qualcuno che presentava sintomi particolari. C'è stata la distribuzione di mascherine, distribuzione pasti, assistenza alla popolazione. Siamo stati impegnati per tutto il lockdown, tutti i giorni praticamente.